Bentrovati da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Chiedeva sempre soldi e picchiava i familiari. Emergono dettagli sul trentenne tunisino che ha dato fuoco all'abitazione dei suoi, uccidendo la madre e una delle sorelle. La comunità è ancora sotto shock per le drammatiche scene vissute la notte della tragedia. Genitori in apprensione a Palermo dopo l'arresto di un noto istruttore di fitness accusato di molestie a ragazze minorenni, oltre che di creazione di materiale pedopornografico. Anche il ricavato del traffico internazionale di opere d'arte riforniva le casse di Matteo Messina Denaro. Oggi la DIA ha sequestrato beni di inestimabile valore a Giovanni Becchina, da sempre vicino al boss di Castelvetrano. Nel 2022 aveva subito confisca di beni per 10 milioni. La crisi idrica, il Comune di Messina programma un graduale taglio delle ore di distribuzione dell'acqua che però è già razionata. Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue. All'ospedale Umberto I di Siracusa è inaugurata la panchina del dono realizzata dalla mamma di una vittima della strada. Catania diventa capofila in Italia di un progetto di sport e salute. Istruttori del CONI nelle piazze urbane riqualificate avvieranno i cittadini alle diverse discipline sportive. Il calcio artistico per l'attacco e capomaggio per il centrocampo tra gli obiettivi di mercato del Catania, pronto a definire l'intesa con Mimmo Toscano. Ancora buongiorno. Il dramma familiare di Vittoria, dove un trentenne tunisino, lo ricordiamo, ha dato fuoco all'abitazione dei suoi, è morta, bruciata la madre, così come una delle sorelle. La comunità di Vittoria è ancora sotto shock, anche se per i vicini si trattava di una tragedia annunciata. Ma sentiamo Emanuela Corsi. Non si poteva fare niente, perché già era una cosa già annunciata. Perché già la settimana scorsa è successo. Il fratello ha picchiato le sorelle. Noi non è che è la prima volta. Una tragedia annunciata. C'è sgomento ma anche rassegnazione a Vittoria per il dramma familiare avvenuto mercoledì notte, quando Waidi Zawali, un trentenne tunisino, dopo l'ennesima violenta lite con i suoi, ha cercato di sterminare la famiglia appiccando un incendio in casa. Ha più di 25 anni che abitano qua, per cui persone troppo brave, lavoro e casa, tutte sorelle. Sto ragazzo un pochettino si è sbandato, che trovavo amici che lo facevano sbandare. Perché lui fosse drogato, cercava sempre soldi. Voleva uccidere e ha agito con fredda e lucida determinazione, chiudendoli in casa e tagliando le ruote delle automobili di famiglia per non farli scappare. E forse lui l'aveva chiusa anche a chiave per non farli scappare. Hanno sfondato la porta, poi c'era la coperta per terra e la signora. Un film dell'orrore al quale hanno assistito i vicini, svegliati attorno alle 2:30 da urla disumane. Mi sono alzato quando ho sentito le urla. Quando le sorelle sono uscite di casa, fuggendo e gridando, ormai avvolte dalle fiamme, lui ha continuato a inseguirle con una torcia rudimentale in mano per aggiungere altro fuoco a quello che ormai le stava divorando. Nel rogo è morta la madre Mariam, in serata anche Sameh, una delle due sorelle. L'altra, assieme al padre, lotta tra la vita e la morte. Siamo proprio sconvolti. Proprio, ma dispiaciuti al massimo. Neanche che la ragazza dovesse morire, perché lei era seduta, parlava. Dopo essere stato rintracciato dalla polizia, in serata è stato emesso il fermo per il tunisino. Le accuse sono di omicidio volontario premeditato, aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare e tentato omicidio. Intanto è rientrata a Vittoria la terza sorella, unica superstite alla follia omicida, che era fuori sede per studiare. La giovane, al momento, non si è ancora recata sul luogo della tragedia. L'arresto di un giovane istruttore di fitness a Palermo, accusato di molestie alle sue giovanissime allieve, ha scatenato la caccia dei genitori ai corsi nei quali avvenivano gli approcci. Il giovane sarà ascoltato probabilmente lunedì per l'interrogatorio di garanzia e contesterà quasi tutte le accuse. Manlio Viola.
È un turbinio di messaggi fra i genitori delle giovanissime frequentatrici di 4 palestre di Palermo e provincia, da quando si è appreso dell'arresto di un istruttore di fitness di appena 27 anni, accusato di molestie alle giovani allieve e di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Il giovane, che si trova agli arresti domiciliari, sarà ascoltato probabilmente lunedì prossimo dal GIP, che ha formalmente 5 giorni dall'arresto avvenuto ieri. In quella circostanza l'istruttore si difenderà da accuse pesanti. Secondo gli inquirenti avrebbe approcciato diverse ragazze minorenni dopo averne conquistato la fiducia e con 2 di loro, entrambe sedicenni, avrebbe scambiato foto e video sessualmente espliciti. L'inchiesta è partita dalla preoccupazione di un genitore di un'altra ragazza, una 14enne, che aveva ascoltato le confessioni della giovane ad un'amica della stessa età, ma le accuse riguardano l'approccio con altre 2 ragazze più grandi, anche se sempre minorenni. Contesta invece l'accusa di produzione di materiale pedopornografico alla difesa, considerando che le ragazze avrebbero prodotto loro video e foto poi condivise volontariamente con l'istruttore. Ma intanto sono decine i genitori che chiedono informazioni per verificare se le figlie abbiano partecipato ai corsi dell'istruttore arrestato, del quale non è stato comunque reso noto il nome. Ma la voce corre fra i frequentatori di corsi e palestre e risalire al giovane è operazione non impossibile per le ragazze che ne frequentavano i corsi. Matteo Messina Denaro godeva anche di soldi che arrivavano dal traffico internazionale di opere d'arte grazie al suo legame con Gianfranco Becchina, mercante d'arte, al quale oggi la DIA ha eseguito un nuovo sequestro di anfore e bassorilievi di grande valore dopo la confisca del 2022 di un patrimonio di 10 milioni. Sentiamo Laura Spanò. Anfore di epoca tardoromana e un basamento di marmo riproducente scene mitologiche scolpite su tutti i lati di età ellenistico-romana sono i beni archeologici di grande valore sequestrati dalla DIA a Gianfranco Becchina, 85 anni, di Castelvetrano, trafficante internazionale di opere d'arte collegato al defunto boss Matteo Messina Denaro. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Trapani. A Becchina, a maggio del 2022, furono confiscati beni per 10 milioni di euro per i suoi legami con Cosa Nostra e per gli affari con la famiglia mafiosa di Castelvetrano. Gianfranco Becchina era stato accusato già in passato di legami con la mafia confermati da diversi collaboratori di giustizia. Alcuni pentiti nel tempo hanno parlato del legame fra Becchina e Matteo Messina Denaro, Giuseppe Grigoli, Rosario Spatola, Vincenzo Calcara, Angelo Siino, Giovanni Brusca e del legame tra il mercante d'arte e il padre del latitante, Don Ciccio Messina Denaro. Per i magistrati la ricchezza accumulata dal mercante d'arte deriva dal commercio illegale di reperti archeologici. Per oltre un trentennio Becchina avrebbe accumulato ricchezze con i proventi del traffico internazionale di reperti, molti dei quali clandestinamente trafugati nel più importante sito archeologico di Selinunte da Tumbaroli, verosimilmente al servizio di Cosa Nostra. Emblematico è risultato il ruolo del mercante d'arte nella custodia di migliaia di reperti archeologici stipati in 5 magazzini individuati dopo una rogatoria internazionale nella città elvetica di Basilea, dove Becchina aveva aperto una ditta, la Palladium Antiche Kunst, per il commercio delle opere. L'odierno sequestro ricalca i precedenti provvedimenti adottati dopo aver constatato la sproporzione tra le fonti di reddito e gli impieghi del nucleo familiare di Becchina. Le opere d'arte saranno ora affidate per la custodia alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali per renderle fruibili alla collettività. Adesso il tema della crisi idrica. A Messina il Comune programma un graduale taglio delle ore di distribuzione, mentre è stato chiesto che l'acqua destinata all'irrigazione nel Catanese possa essere dirottata per uso potabile. Francesco Triolo. Una crisi idrica che diventa sempre più vicina. A Messina si stanno susseguendo le riunioni per cercare di ridurre al minimo i disagi che comunque ci saranno. Il pericolo che l'acqua a disposizione non sia sufficiente a soddisfare le già ridotte disponibilità della città sta per diventare una certezza. A fine mese sarà inasprita l'ordinanza antisprechi del Comune, un nuovo giro di vite con provvedimenti più stringenti per ridurre i consumi dei cittadini, ma soprattutto rimodulare l'erogazione nelle case. Gran parte della città non ha acqua corrente per 24 ore al giorno. Dai serbatoi sulle alture cittadine viene distribuita l'acqua nei vari quartieri dalle 7 alle 16 ore al giorno. In questa finestra ogni casa riempie i propri serbatoi. La strategia sarebbe quella di tagliare l'erogazione indicativamente un'ora per verificare gli effetti ed eventualmente aggiungere un'altra ora. Insomma, un progressivo avvicinamento alla misura d'emergenza. Anche chi è abituato ad avere acqua corrente H24 dovrà accontentarsi di una minore disponibilità. Oggi infatti arrivano solo 100 litri
litri al secondo contro i 240 invernali e 150 estivi delle scorse stagioni. Al commissario per l'emergenza Salvo Cocina è stato chiesto di destinare ad uso potabile l'acqua adesso destinata all'irrigazione nel Catanese. Intanto in prefettura si è parlato di acqua legata all'emergenza incendi. Verrà effettuata una mappatura dei pozzi privati a cui attingere per riempire i mezzi antincendio. Domani, 15 giugno, ultimo giorno di servizio per la littorina sulla tratta Catania-Paternò. Lo storico trenino è stato sospeso per consentire i lavori della metropolitana. Il direttore generale della Circumetnea ci spiega le motivazioni del progetto. Lorena Dolci. Da ragazzo prendevo la littorina per recarmi nei paesi dell'Etna. Un breve momento di nostalgia anche per il vertice della Circumetnea, l'azienda che ha deciso di sospendere lo storico trenino nella tratta Catania-Paternò. 11 km di binario a scartamento ridotto e 5 stazioni che scompariranno per lasciare spazio alla modernità che si chiama metropolitana. Il 15 giugno la littorina lascerà per l'ultima volta la stazione Borgo di Catania per non intralciare i cantieri della metro già all'opera tra Piano Tavola e Paternò. In pochi però sono informati di questa sospensione che comporta cambiamenti importanti nella mobilità per molti utenti. Gli abitanti dei comuni di Misterbianco, Belpasso e Paternò saranno collegati con un sistema di trasporto su gomma che connetterà i centri abitati con le stazioni di Fontana e Montepone, nuove stazioni che apriremo a brevissimo. Il progetto, finanziato con 1 miliardo di euro di fondi del PNRR, dovrà essere completato entro il 2026. A nulla è servita la petizione Salva la Circum, che ha raccolto 6.000 firme per tutelare la littorina e anzi potenziare in chiave turistica il servizio, puntando più sui collegamenti con l'Interland Nord. Sulla valenza storico e turistica hanno prevalso altre ragioni. È un modo per rendere più vivibili i centri urbani, il centro urbano di Catania e in generale i centri urbani, migliorerebbe l'accessibilità, migliora le condizioni ambientali, riduce gli incidenti. Voi immaginate quanti passaggi a livelli noi andiamo a togliere nella tratta da qua fino a Paternò? Alla stazione Borgo resterà aperta la biglietteria come infopoint per i passeggeri, con l'idea di trasformarla in un polo museale. Alla politica regionale non ci sarà rimpasto alla regione siciliana almeno fino alla fine del mese di giugno. Sono tanti i nodi da sciogliere e fra questo in primis la sanità, assessorato che appare appunto conteso, ma ci spiega tutto Manlio Viola. Fratelli d'Italia pensa di cambiare 2 assessori su 4, il Movimento per l'Autonomia chiede spazio, la Lega ed anche il governatore Schifani, a dire il vero, aspetta l'udienza del Tribunale del riesame per Luca Sammartino. E intanto cosa fa Forza Italia per preparare un rimpasto senza il quale non si riparte? I nodi in Casa Azzurra sono 2, uno sembra di semplice soluzione ma in realtà non lo è, si tratta di sostituire l'assessore Marco Falcone che va a Bruxelles, lui vorrebbe che ci andasse uno dei suoi al posto all'assessorato regionale all'economia. Il secondo nodo è quello dell'assessorato regionale alla sanità, attualmente occupato da Giovanna Volo, un tecnico ma in quota Forza Italia, anzi in quota personale al governatore Renato Schifani. Per il tecnico sarà un addio abbastanza probabile al giro di boa, anche perché a chiedere proprio quell'assessorato, secondo voci di corridoio, è un altro forzista, Edi Tamaio, campione di voti di preferenza, che nonostante l'elezione dovrebbe restare senza scegliere di andare in Europa e lasciando quindi il seggio a Caterina Chinnici, come vorrebbe anche Antonio Tajani. Ma la strada non è liscia come sembra. Tamaio alla sanità significherebbe un nuovo assessore alle attività produttive e dunque un valzer di deleghe che, sommando le altre sostituzioni, porterebbe a cambiare quasi tutta la giunta, e questo Schifani non lo vuole. L'alternativa è Tamaio a Bruxelles, cosa che vorrebbe evitare invece il forzista, in contatto col territorio è importante guardando soprattutto alle regionali 2027. In quel caso però ecco ricomparire il nome di Caterina Chinnici, che l'assessore regionale lo ha già fatto con Raffaele Lombardo presidente, ma in tutt'altra posizione. La sanità sarebbe destinata proprio a lei, ma gli appetiti sono tanti e il gioco dei ruoli non può che portare a trattative che dureranno per tutto il mese di giugno. E proprio Edi Tamaio, di cui abbiamo parlato nel servizio, l'assessore regionale alle attività produttive, è stato soccorso oggi dai sanitari del 118 a Mondello mentre stava partecipando ad un incontro per un sopravvenuto malore. Si è sentito male, è stato portato all'ospedale civico dove si trova appunto tuttora al pronto soccorso. Si tratterebbe di un collasso, spiegano appunto così dall'ospedale, le condizioni sono buone.
E adesso voltiamo pagina. Nella giornata mondiale del donatore di sangue si ricorda l'importanza di un gesto che salva una vita. All'Umberto I di Siracusa è stata inaugurata la panchina del dono, realizzata dalla mamma di una vittima della strada. Francesco Aloi. Donare sangue significa donare vita, uno slogan che si sente spesso e che va ripetuto sempre, anche oggi nella giornata mondiale del donatore. Abbiamo fatto il punto della situazione, abbiamo visto che Siracusa è in autosufficienza ma deve dare il contributo alle province che sono più in difficoltà e abbiamo voluto ringraziare tutti i donatori. All'Umberto I di Siracusa è stata presentata la nuova unità di raccolta mobile, un mezzo importantissimo che serve per raggiungere il potenziale donatore ovunque. L'unità di raccolta mobile naturalmente comporta la presenza di una sala di verifica di idoneità, di visita del donatore, e poi in questa sala di raccolta ci sono le poltrone da prelievo dove avvengono tutte le fasi di prelievo delle unità di sangue. Ma fondamentali sono anche le campagne di sensibilizzazione. Ma i giovani donano? Sì, i giovani donano. Possiamo dire che oggigiorno, anche grazie alle campagne di sensibilizzazione nelle scuole, c'è un notevole interesse nei ragazzi. Questa è la panchina del dono, un simbolo che deve far riflettere e, perché no, anche invogliare a donare. E ha donato questa panchina perché? È perché appunto parla della donazione degli organi. Io l'ho vissuta in prima persona, donando gli organi a mio figlio che è morto un mese fa, ed è un gesto veramente da esempio, bello, perché dà la vita agli altri. Più se ne parla, meglio è. Lo dicono spesso i medici e non solo. Donare sangue fa bene a noi e agli altri. E in estate la raccolta diminuisce, un trend che potrebbe diventare un problema. Per questo non bisogna mai fermarsi. Adesso ci fermiamo, una pausa e rientriamo parlando di Catania, che diventerà capofila di un importante progetto di sport e salute. Tornati in studio istruttori del CONI. Nelle piazze urbane riqualificate dal Comune di Catania avvieranno i cittadini alle discipline sportive. Così la città diventa capofila di un progetto di sport e salute. Adelaide Barbagallo. Dal centro alle periferie, sul lungomare in piazza Franco Battiato, a San Giovanni Galermo in piazza Beppe Montana, al villaggio Sant'Agata nell'area sport, recentemente riqualificati dal Comune di Catania, i cittadini potranno dedicarsi gratuitamente allo sport assistiti da istruttori del CONI. In ogni piazza ci sarà o pallavolo, o pallacanestro, o badminton, o tutte le varie discipline sportive che sono già programmate e che i ragazzi possono scegliere, o i genitori dei ragazzi possono scegliere in base o a dove abitano o alle discipline che preferiscono. Occorre un'iscrizione? No, è libero, si presentano lì e troveranno i nostri istruttori. Catania diventa capofila di un progetto che sarà presentato in altre città e che la premia per il lavoro svolto fin qui. L'obiettivo è quello di andare a intercettare i cittadini e portare nella loro vita l'attività sportiva. La città si proietta in una dimensione sportiva anche con la riqualificazione del Palanesime, il palazzetto dello sport più capiente della Sicilia. Un traguardo a lungo inseguito dall'assessore Parisi, che adesso aggiunge un altro tassello. Il segno che quello che abbiamo portato avanti col Catania Spazio Sport è un qualcosa che ha avuto un'eco anche a livello nazionale. Non ne siamo veramente contenti, ne siamo fieri. Si partirà sabato 29 giugno per proseguire tutti i sabato pomeriggio a settembre e a ottobre. E adesso cambiamo argomento, ma restiamo a Catania. Vi mostriamo il lungomare, un po' dalle due facce, la bellezza appunto del mare, della scogliera, del cielo, ma dall'altra parte alcuni segnali di degrado. Tonino De Mana. Dal lungomare liberato al lungomare arrugginito. Da un lato la bellezza dei luoghi con il cielo e il mare che si incontrano, dall'altro la sporcizia e il degrado che deturpano anche gli angoli più suggestivi di Catania. È la doppia faccia di una città dalle mille contraddizioni, che intercetta finanziamenti europei per abbellire le piazze, che poi lascia nelle mani di vandali ed incivili. Si distrugge ogni cosa, dalle attrezzature ludiche alle panchine smart, e poco importa se la zona è videosorvegliata, tanto il bene comune viene distrutto comunque. E che dire della ringhiera del lungomare,
lungomare, totalmente arrugginita ed in parte pericolante, come dimostrano queste transenne utilizzate per mettere in sicurezza, si fa per dire, l'affaccio a mare. I ringhieri sono da ristorare quasi tutti. Ci sono dei punti dove sono completamente arrugginiti e c'è un macello. È osceno, deve pensare che comunque a parte la cacca dei cani e non ci sono nemmeno, se lei si fa un giro, non ci sono nemmeno i cosi dove buttare la cacca dei cani. La nostra scogliera è degradata e anche i marciapiedi, devo dire, un tantino di cura in più l'avrebbero meritata ancora prima di rifare di nuovo la pista ciclabile. Io dico sempre come quello di Reggio Calabria, che non ha niente rispetto a Catania, ma è una cosa da favola. Io la prego, mandi qualcuno dei suoi a vederlo e vediamo noi che cosa abbiamo da invidiare a Reggio Calabria. Scogliera uguale pattumiera, così rifiuti di ogni genere sono in bella mostra accanto al costruendo solarium del Nautico, la cui consegna è slittata di alcuni giorni a causa del maltempo che ha rallentato le operazioni di costruzione della piattaforma. E dopo il nostro telegiornale alle 14:30, nostro ospite il vice sindaco di Catania Paolo La Greca sarà in studio con il nostro direttore Michele Cucuzza per le vostre domande. Scrivete al numero WhatsApp 342 7455 005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14:30 con un'ampia pagina appunto riservata anche ai vostri messaggi. Ci fermiamo ancora e poi il calcio con il Catania. C'è il calcio in chiusura di telegiornale, mentre a Messina c'è la riconferma per 2 anni a Giacomo Modica. Nella sede del Catania si sta invece attendendo che Domenico Toscano risolva il contratto che lo lega al Cesena. Trattativa avviata ieri sera che oggi potrebbe concludersi consentendo così al Catania di ufficializzare l'allenatore calabrese Francesco Triolo. In queste ore Domenico Toscano sta discutendo con il Cesena la risoluzione del suo contratto, trattativa avviata nella serata di ieri nella sede della società Romagnolo con il direttore sportivo Fabio Artico. La tempistica quindi perché Toscano diventi il nuovo allenatore del Catania dipende dall'arrivo in porto di quella trattativa. Questione di ore, si dice ormai da un paio di giorni, e questa rimane la situazione attuale. Il Catania lo avrebbe voluto ufficializzare già ieri e sta attendendo. Non è escluso che il weekend possa essere quello decisivo dopo un mese di corteggiamento e l'accordo già raggiunto tra il tecnico calabrese e la società etnea per un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il lavoro in silenzio del direttore sportivo Daniele Fagione sul fronte squadra dovrebbe portare ad una accelerata non appena concluso l'iter per l'ingaggio del tecnico. I nomi di Artistico per l'attacco e Capomaggio per il centrocampo sono sempre d'attualità. Contemporaneamente Fagiano dovrà pensare anche alle cessioni. Ci sono giocatori in rosa che non sono considerati funzionali al modo di giocare di Toscano e quindi dovranno andare via, o meglio il Catania proverà a trovargli una sistemazione. La Lucchese ha chiesto notizie su Chiarella e Di Carmine, soprattutto per quest'ultimo sotto l'aspetto economico. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio tra poco a Michele Cucuzza, il nostro approfondimento di oggi dedicato appunto alla città di Catania con il vice sindaco Paolo La Greca. A tutti un buon proseguimento di giornata, il nostro telegiornale torna alle 19.